Di fronte Pertigarini va davanti a sé il numero 23 Zulli, va alla conclusione, attento Sagginario, pallone sempre in zona attacco, alla fine rimessa laterale. Proietti ancora verso il centro, il pallone è rimasto addosso a Pertigarini, forse è uscito, si prosegue a giocare, continui tiri addosso a Sagginario che alla fine se ne esce. Novelli in avanti, Pertigarini lo stop e ancora il numero 11, ancora un calcio di punizione fischiato dal direttore di gara. In barriera disposti da Tizzano, 3 maglie blu nell'area del numero 1, eccolo qua, la battuta è direttamente in porta, non la tocca nessuno. Ducati Guantoni di Sagginario, il gol del 2-1 che riporta avanti lo Sporting Blues, lo segna il numero 7 Alessio Pertigarini. Un brutto pallone dai piedi di Gaglioli, Novelli serve Pertigarini, è quasi a tu per tu, Novelli riceve indietro il pallone, la copertura che vale un gol è arrivata e si rimane 2-2. Incredibile occasione per lo Sporting Blues, pallone battuto velocemente fuori. Lontanissimo c'è però Novelli, Pertigarini gira su se stesso, manda a vuoto Zulli e buca sotto le gambe Sagginario, il gol, la doppietta personale di Pertigarini, il 3-2 dello Sporting Blues, splendido gol.